La platea è di poco meno di 100.000 persone, soci che hanno acquistato titoli negli ultimi 5-10 anni, fondamentalmente i piccoli risparmiatori. A loro è diretta la proposta di transazione che Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza sono pronte ad annunciare il prossimo 9 gennaio alla prima riunione dei CDA. Un rimborso fino al 20% del valore d'acquisto di ogni azione e condizioni estremamente favorevoli sui conti correnti. In cambio, l'impegno a non fare causa agli istituti di credito per stoppare richieste di risarcimento che rischiano di minare la futura competitività in vista della prossima fusione delle due banche. Chi lotta al fianco delle grandi vittime del ciclone che ha travolto intere famiglie resta però con i piedi di piombo. Questi rimborsi devono essere non delle elemosine, perché dietro ci sono dei responsabili e la banca, come ogni ditta privata, deve rispondere e se è andata in difficoltà deve anche sapere in qualche maniera riqualificare i suoi sbagli dando la giustizia alla gente, perché i soldi sono delle persone. Niente elemosine dunque è il monito del coordinamento che lancia un messaggio direttamente al governo. Hanno la preoccupazione di salvare le banche e non le persone. Io dico parallelamente bisogna salvare anche le persone, anzi prima di tutto le persone. I sacrifici che sono stati fatti dovrebbero in questo 2017 ridare alla gente i soldi che appartengono loro. Sono soldi che sono stati indubbiamente rubati. Si chiude un 2016 trasformatosi in calvario, dice il parroco di Dese, un 2016 che ha tuttavia risvegliato le coscienze, mentre il binario parallelo delle inchieste giudiziarie sta affrontando il tratto decisivo verso i processi nei confronti dei responsabili. Chi ha sbagliato deve pagare. Non vogliamo criminalizzare nessuno, gli sbagli devono essere pagati.